Container Radio. E ci siamo anche stasera col nostro consueto appuntamento con Artigianato all'Arrembaggio. Ben ritrovati da Carmela Simeone e da Andrea Collalto. Ben trovati ragazzi. Che bello, il primo appuntamento praticamente di questo 2014, Carmela. È vero, è il primo appuntamento. Allora, siamo pronti? Ed è un appuntamento importante perché il 2014 viene inaugurato dal cucito e dal ricamo. Esatto, no, si parla di belle cose stasera, devo dire. Ho già guardato un po' di foto anche per quanto riguarda i lavori del nostro ospite di questa sera. Devo dire che veramente parleremo di belle cose. Bellissime, poi è un giovane che veramente, oltre ad essere estremamente creativo, ha anche voglia di imparare di continuo e di imparare anche in gruppo, di portare avanti le tradizioni, quindi secondo me sarà un'intervista molto interessante. Allora, arriverà tra pochissimo. Intanto ringraziamo anche gli amici di artigianatoallarrembaggio.com che collaborano con noi per la realizzazione di questa trasmissione. E tra poco andremo proprio con l'intervista, ci collegheremo col nostro ospite che dovrebbe essere dalle parti di Milano, vero Carmela? È vero, ci collegheremo con Milano, con il nostro ospite, ma non vi anticipiamo nulla. Nulla, ma neanche il nome, proprio nulla? Ma no, non vi anticipiamo nulla. Va bene, allora andiamo col prossimo brano. Che cosa ci ascoltiamo di bello? Ecco, per inaugurare questo 2014, per quanto riguarda i filati, il cucito, un po' di tutto, perché non prendere Milva? Anzi, secondo me è doveroso. Quindi ascoltiamo La Filanda. Non la canzone la versione che avevo cantato io. No, la versione tua no. Ok, va bene, ci ascoltiamo l'originale. Vai con La Filanda. www.containerradio.it. Intervista del giorno. A questo punto della nostra puntata di Artigianato all'Arrembaggio, Carmela, andiamo proprio a presentare il nostro ospite di oggi. Quest'oggi ritorniamo a parlare di belle cose, devo dire, manuali. Parliamo di intrecci, posso dire di intrecci un po' particolari, Carmela? Sì, no, ma parleremo di cucito, di ricamo, esatto. Parleremo di tanti bei lavori fatti a mano. E la cosa ci piace molto perché insomma noi adoriamo le cose fatte a mano, poi se fatte anche in gruppo, perché poi come scopriremo più tardi c'è tutto un gruppetto che collabora con questo nostro ospite di oggi, la cosa ci piace ancora di più. Quindi abbiamo con noi Ivan Lazzaretti. Ciao Ivan! Buonasera a tutti, buonasera. Ciao Ivan, benvenuto a Container Radio. Io devo dire, sto già curiosando tra le foto della tua pagina su Facebook, come ti dicevo anche prima in privato, devo dire, ci sono delle cose veramente meravigliose. Io non me ne intendo molto di lavori a maglia, cose di questo tipo, però devo dire che so apprezzare quando le cose sono fatte bene, quando le cose sono belle. Grazie, devo dire Andrea. che fate veramente dei bei lavori. Carmela, allora, lascerò parlare un po' più te in questa intervista, ovviamente, perché giustamente ti intendi un po' di più di questi lavori, effettivamente. No, io sono una curiosona per quanto riguarda il cucito, il ricamo, un po' di tutto, tecniche varie. Quindi no, sono un po' curiosa di sapere com'è nata, Ivan, la tua passione per tutti i lavori che riguardano il cucito, il ricamo, le varie tecniche anche a maglia, perché poi sei bravissimo tra l'altro. Allora, tutto è nato osservando mia nonna quando ero molto piccolo. Me la ricordo ancora proprio come se fosse ieri, quando mi preparava i primi maglioncini, avrò avuto 4-5 anni. Da lì è nato questo amore per i filati e per le varie lavorazioni. Io ho cominciato a lavorare a maglia intorno ai 10-12 anni e verso i 13-14 ho già fatto il mio primo maglione. No, è bellissimo, perché poi penso che insomma cioè io per quello che faccio io, per il poco tempo che ho, cerco di portare avanti questa mia passione per il tombolo e per il ricamo.
Mi viene sempre, insomma, quando so che qualche bambina, tipo le figlie delle mie amiche, fanno il compleanno oppure c'è un battesimo, mi viene automatico preparare qualcosa, perché sono rimasta un po', insomma, come si faceva prima. Preferisco lasciare un qualcosa che rimanga al bambino o alla bambina anche quando è grande, anziché regalare le solite cose. Tu che fai quando ci sono dei compleanni? Delle cose che mi aveva fatto nonna e mamma. No, secondo me è una cosa bellissima regalare. Io penso che regalare un qualcosa che rimanga, un qualcosa fatto a mano, sia un regalo molto grande ai tempi di oggi, Ivan. Esatto, sì, anche perché soprattutto negli ultimi anni è andata un po' scomparendo questa cosa del fatto a mano, e una delle poche cose della quale dobbiamo essere grati a questa crisi maledetta che ci sta opprimendo un po' tutti è che si sta riscoprendo il piacere delle cose fatte a mano. Si ricomincia a creare, si ricomincia a voler fare, anche probabilmente per la voglia anche del risparmio, ma soprattutto secondo me anche perché finalmente si sta riguardando in faccia la cosa che si possono creare cose bellissime con le proprie mani. A te qual è la tecnica, scusami, che ti piace usare di più? In assoluto non saprei, perché ho talmente tante cose che ho imparato a fare. Il primo amore è stato l'uncinetto, poi sono arrivati la maglia, è arrivato il ricamo, in ultimo anche negli ultimi anni sto imparando a lavorare il merletto al tombolo con la tecnica di Cantù e il chiacchierino. Il chiacchierino è bellissimo, perché ricordo una mia amica che lo faceva praticamente da quando aveva 9 anni. Lei però lo imparò da una signora che, insomma, passò nel paese per caso. Sai, quando si tratta di gente che viene da fuori, che viene in vacanza, e niente, vedendo che questa bambina riusciva comunque a imparare molto in fretta, le insegnò il chiacchierino. Questa signora però era della Sicilia, ma si era trasferita all'estero tanti anni fa e passò qui per caso in vacanza. Quindi penso che comunque le cose tramandate ecco, come nel tuo caso, dalla nonna, dalla mamma magari, e molte anche dalle vicine di casa, perché prima si riunivano un po' tutte, no? Sì. Qui nel paese da me si usava fare il tombolo tradizionale, si usa ancora, e si riunivano, specie in primavera e estate, tutte quante fuori casa, tutte le vicine con tutti i bambini, e si tramandavano questa tecnica. Voi avete un laboratorio, un gruppo? Io ad esempio posso anche consigliare che un ottimo strumento per imparare, ad esempio io le tecniche del chiacchierino l'ho imparata grazie a un gruppo su Facebook, dove ho conosciuto alcune bravissime maestre che insegnavano gratuitamente, tra l'altro, le varie tecniche. Ho imparato sia a lavorare ad ago che a navetta, e anche a navetta, che è la tecnica un pochino più complicata. Sono arrivato a fare lavori come il Cluny o cose del genere, che sono veramente molto elaborate, grazie comunque agli insegnamenti via web di queste signore che hanno voluto condividere la loro arte, che stava andando perduta, e per fortuna invece insegnando si riesce ancora a salvare. Ecco, che importante che hai detto, è gratuitamente, perché questa parola negli ultimi anni era scomparsa. Cioè, nel senso che, insomma, si tendeva a fare corsi a pagamento che costavano tra l'altro tantissimo, e non tutti se lo potevano permettere. Quindi magari dei giovani che vanno ancora a scuola non possono permettersi di fare dei corsi, magari hanno una passione e non riescono a portarla avanti. Quindi è importante, che ci siano anche su web queste persone che mettono a disposizione la loro tradizione, quello che hanno imparato per tradizione, lo mettano a disposizione anche dei giovani come te, Ivan. Ma ho visto sulla pagina di Facebook, che ogni tanto lui mette le foto, ho visto che c'è tutto un gruppetto, ogni tanto vi riunite per fare dei bei lavori. Come funzionano questi gruppi, Ivan? Allora, si tratta di una cosa recente per l'Italia, ma non così recente per quanto riguarda l'Europa o il mondo, perché purtroppo noi italiani, è vero, arriviamo sempre dopo nelle cose. Io frequento un gruppo che si chiama Stitch and Beach, che sarebbe letteralmente chiacchiere e punti.
in realtà stronzate e punti, però va bene lo stesso. Non ti preoccupare. E noi ci riuniamo 2 volte al mese qui a Milano e condividiamo la nostra passione. Ci vediamo solitamente nel bar, nel art, qualche cosa del genere della Triennale, il bar Caffè Design, ecco, dove veniva il nome. E condividiamo le nostre passioni, passiamo il pomeriggio insieme, c'è chi fa l'uncinetto, chi fa la maglia, chi ricama, e il bello è proprio quello di chiacchierare, condividere, anche... e spesso la è un cosa modo anche bella per è vedere gente per che far passare il interviene. tempo anche magari a chi è solo, insomma. Come? È un modo anche, dicevo, per chiacchierare, per far passare il tempo anche a chi è solo e magari ha bisogno di compagnia. Esatto, sì, molte volte anche persone si incuriosiscono, vengono a chiedere, poi partecipano magari le volte successive. È nata tutta questa, tra l'altro è nata questa bellissima iniziativa anche da una mia cara amica e maestra che saluto, che è Alice Twain, con la quale anche sto condividendo molta della mia passione, mi sta aiutando ad inserirmi all'interno di alcuni ambienti della maglia per riuscire a imparare ancora altre nuove cose e a prendere contatti per fare corsi, cose varie, perché voglio comunque condividere quello che so con altre persone che magari possono avere il piacere di impararle. Oh, questo è bellissimo, Andrea, perché insomma è difficile trovare un giovane che voglia imparare tante cose e che si voglia affidare insomma a dei maestri, perché molti, io ho detto, ci rinunciano perché ecco, non conoscendo magari l'ambiente, no, assolutamente, non sanno nemmeno a chi rivolgersi, insomma. E volevo chiedere proprio ad Ivan, ma ci sono tanti giovani che magari vogliono, comunque che chiedono informazioni o che vi vengono a trovare anche magari per lavorare a maglia, per fare lavori di questo tipo? Se ne trovano? Io direi proprio di sì, sia sulla mia pagina Facebook, sia quando abitavo a Savona, che adesso a Milano, mi capita spesso di conoscere persone che mi chiedano di dove ci sono posti per andare a imparare, se ci sono corsi, quali sono i migliori, cose del genere. È bello vedere che ci sono queste arti che non vogliono non vogliono andare perdute. E non è nemmeno giusto che vadano perdute, perché se analizziamo sono alla base di tante cose, anche a livello artistico, queste tecniche che ancora oggi per fortuna vengono tramandate. No, veramente per fortuna, perché questa, ragazzi, è arte, credo che sia un'arte tra le più antiche anche, tra l'altro, perché insomma quando si parla comunque di lavorare a maglia, di lavorare in uncinetto, di fare questi lavori, sono arti veramente antichissime, ed è bello che ci siano. Parliamo ad esempio le primi riferimenti alla maglia li troviamo già nell'anno 1100, giù di lì. Quindi è bello che ci siano anche tanti giovani che sono interessati e che si interessano ancora a questi lavori, perlomeno per portarli avanti e per le nuove generazioni. Esatto. E poi un'ultima cosa, vorrei anche sottolineare che per fortuna negli ultimi anni è uscito fuori che non è solamente un'arte legata all'universo femminile, ma è un'arte anche maschile, quella della maglia. Io ho avuto la fortuna l'anno scorso di entrare in un gruppo sempre di Facebook che si chiama Magli Uomini, dove ho potuto conoscere altri ragazzi e uomini come me che amano il cucito, la maglia, il tombolo, cose del genere, e con la quale condivido spessissimo sia i lavori che i consigli. Tra l'altro anche per le signore sono invitate a partecipare al gruppo se vogliono, che sono molto bene accette. E niente, vorrei salutare anche tutti i membri del gruppo di Magli Uomini. Ho una mia amica che ha imparato a lavorare a maglia qualche anno fa, perché prima si occupava solamente di fare faceva collane, praticamente collane e decoupage, e niente, poi si è trasferita in Svizzera, ha imparato a lavorare a maglia e praticamente l'ha insegnato a tutti i suoi compagni di corso all'università.
c'erano infatti sia ragazzi che ragazze che si riunivano a casa sua e imparavano a maglia, passavano i pomeriggi così, insomma, quando c'era tempo. Ed è una cosa veramente per tutti, come dice Ivan, sia per donne che per uomini, non c'è un limite. Ci sono anche tanti bravissimi sarti che sono uomini, insomma, sfatiamo il mito secondo il quale il cucito, il ricamo, la sartoria riguardi soltanto le donne, insomma. Ha ragione Ivan, vero Andrea? Vabbè, ha ragione sì, anche perché ci sono tanti scapoli poi che si devono arrangiare nel migliore dei modi. Lì bisogna comunque inventarsi qualcosa, bisogna, anche quando magari si scuce un bottone o qualcosa, si inizia così poi, Sì, vero, poi aiutano molto, come diceva Ivan, nei gruppi su Facebook. Ma Ivan, dimmi un po', siccome io so che fai anche i pupazzetti, fai dei lavori un po' particolari, puoi parlarci un po' di questa tua creatività che, insomma, che tu porti anche in giro, vero? Esatto, sì, ho partecipato soprattutto nell'anno scorso, quando purtroppo ero disoccupato. Partecipavo molto spesso ai mercatini dell'artigianato e ho trovato comunque, per fortuna, molta risposta anche nel pubblico, di vedere comunque che questi lavori vengono anche apprezzati. Viene ancora per fortuna apprezzata l'idea del fatto a mano. E un poi consiglio che tu potresti dare ai giovani che vogliono, ecco, intraprendere questo cammino, diciamo così, questo cammino creativo, che consiglio daresti? Potrei consigliare di innanzitutto avere sempre tanta fantasia, perché quella sta alla base della creatività di qualunque cosa. Cercare di creare sempre cose nuove e proprie, di mettere sempre un pezzettino d'anima nelle cose che si fanno e soprattutto di cercare di informarsi sempre, perché a volte può sembrare difficilissimo riuscire a entrare in questi anche gruppi che fanno i mercati, cose varie. Semplicemente io ad esempio mi sono sempre informato sui siti dei comuni, delle province, e penso sia, per cominciare basta soltanto alla fine informarsi molto bene su queste cose. Ecco, senti un po' Ivan, ma dal momento che tu ci hai parlato poi del chiacchierino, alcuni ascoltatori qualche giorno fa, perché poi ci mandano delle mail e ci chiedono un po' di tutto, no? Vorrebbero sapere, ecco, cos'è la tecnica del chiacchierino? In cosa consiste? La tecnica del chiacchierino è una tecnica di pizzo relativamente antica, risale intorno al 6-700. È una tecnica, si dice, nata in Francia dal nome frivolité, che voleva dire frivolezza letteralmente, a indicare sia un qualcosa di molto leggero. Infatti se noi osserviamo la struttura del pizzo, è una serie di anelli o archi con molti picciolini solitamente, che dà proprio questa idea di leggero, di quasi impalpabile, lavorato per lo più delle volte con un filo sottilissimo. A volte si utilizzano anche fili da tombolo per lavorare il chiacchierino, sia perché letteralmente frivolité voleva anche dire qualcosa che si può fare chiacchierando in leggerezza. E veniva fatta questa tecnica soprattutto dalle dame delle varie corti in giro per l'Europa, e poi ha avuto un vai e vieni nella moda, perché se osserviamo anche negli anni 20-30 era ricomparso nella moda in generale, in colli, camicie da notte, cose del genere. Era di nuovo poi scomparso dagli anni 40 per ricomparire più o meno una decina di anni fa, e adesso, ad esempio, ultimamente io verrò anche pubblicato su una nota rivista milanese di cucito con 2 paia di orecchini che ho disegnato apposta per loro. È nata adesso questa moda dei gioielli al chiacchierino. Sì, noi qui li facciamo anche con il tombolo in realtà, però è il tombolo tradizionale, non tombolo cantù, quindi è un tombolo un po' diverso, con una struttura leggermente diversa. Però è bello vorrà dire Carmela che un giorno me lo dovrai insegnare, collane, orecchini, come dici tu, è bellissimo.
Io, E sai poi è che, una guarda, cosa molto no, originale, voglio dire, cioè tutti hanno sempre quelli di bigiotteria, oppure quelli, insomma, chi non può permettersi, diciamo, i gioielli in gioielleria, può farseli direttamente a casa. esatto, sì, quando in realtà basta soltanto pochissima manualità da imparare, perché a volte abbiamo questo freno mentale che ci dice è una cosa impossibile da fare. Io vi posso sfatare ad esempio un mito: ho imparato all'età di 15 anni e da solo a fare il ricamo a intaglio. Ecco, vedi? No, anch'io l'ho imparato da sola. Io ogni tanto vado, ecco, come dicevi tu, vado in giro per il web e vedo Sì, un a attimino, volte è una ovviamente, grandissima diciamo, ragazzi, risorsa bisogna stare al un po' web. attenti ai video che si prendono in considerazione, perché ci sono alcune persone che realmente sanno farlo e sanno anche spiegarlo, il ricamo, e quindi lo capisci subito. Altri invece sono un po' così così, quindi fai più fatica, però come diceva Ivano non è difficilissimo, basta soltanto impegnarsi un attimino per vedere come funziona. Però il ricamo a E intaglio poi- è stupendo. E poi Dobbiamo una cosa consigliarlo a che tutti, vorrei Andrea. consigliare, E un logicamente altro tipo c'è di chi ricamo che ti purtroppo- piace oltre a quello a intaglio? Come? Un altro tipo di ricamo che ti piace, nel senso che ti piace fare, che ti piace realizzare oltre a quello a intaglio? Il Nuido, che è una tecnica giapponese, è il ricamo tradizionale giapponese, dove viene usato, non so se tu lo conosci Carmela, il punto raso, anche detto punto pittura, e si realizzano kimono, pannelli, cose varie, dove si va a cercare quasi la perfezione dei colori della natura nel ricamo. Quello è un po' complicato, nel senso che specie lavorando su, non so, quando si lavora su dei veli, perché realmente alcune stoffe sono come dei veli, bisogna fare molta attenzione, perché si rischia di fare un po' un casino. Però no, penso che imparando un po', con un po' di manualità, andando piano piano, secondo me si può riuscire. Poi tu ne sei l'esempio, Ivan, perché veramente fai dei lavori bellissimi e lo fai in modo molto creativo. Quindi no, la cosa mi piace, perché poi Andrea, Ivan è un giovane, come hai potuto vedere anche tu, che si informa molto. Molti giovani tendono a non informarsi, cioè vanno un po' a caso, diciamo così. Però se si vuole imparare una tecnica buona da una maestra, o comunque ecco da un gruppo di maestri, è il caso di fare come fa Ivan, cioè di informarsi e di valutare bene le varie tecniche, Ma infatti, perché possono uscire dei lavori spettacolari. credo sia la cosa più bella. Tra l'altro abbiamo sentito anche, ci siamo culturati un po' anche noi, in questo caso grazie ad Ivan, perché si vede proprio che ci mette tutta la passione non solo per imparare ma anche per studiare le varie tecniche. È vero, questo lo posso confermare, ma hai visto anche tu, e potranno vedere anche i nostri ascoltatori dalle pagine Facebook, che ecco, dalle fotografie si evince che veramente c'è una grande passione in Ivan per queste cose, ma non solo in lui, perché poi riesce a trasmetterla anche agli altri, perché io vedo che molti commentano, molti ecco cercano di postare i loro lavori nelle pagine di Ivan, e quindi secondo me è bellissimo, perché riesce a coinvolgere un po' tutti. Assolutamente sì. Poi quando riesci a coinvolgere le persone nel modo giusto, la cosa è ancora più bella, perché poi comunque le persone ti seguono e si incuriosiscono ancora di più poi, quindi si riesce a trasmettere quella passione e anche quella manualità che magari non tutti hanno, ma che si può acquisire però. Sì, secondo Io me si può oltretutto acquisire, e anche Ivan insomma ha detto la stessa cosa, quindi secondo me si può fare. Ma Ivan, senti, un lavoro a maglia un po' più complicato che ti è capitato? Quello che diciamo ti ha dato un po' più filo da torcere? Un po' più di filo da torcere non saprei. Io sono sempre stato appassionato dei lavori molto elaborati, poi chi mi segue da tempo conosce i miei lavori, sanno che io sono appassionato di maglia rana e celtica, quindi diciamo forse è stato il primo maglione a run che ho fatto, e soprattutto con la costruzione classica di una run, che è abbastanza tosta da spiegare, della quale tra l'altro dovrei presto fare anche un corso qui a Milano,
nel negozio di una cara amica, Lulu, un filo D a Crate, Brianza, e forse è stato quello all'inizio, perché comunque io sono sempre stato molto ambizioso, anche quando non avevo acquisito completamente ancora tutte le nozioni che conosco adesso, sognavo già di fare grandi lavori, però poi ho avuto soddisfazione. Oh, questo è veramente bello, cioè sentirlo poi, perché poi tu senti anche dalla voce quanta passione ci mette nelle cose, perché riesci a trasmettertela anche con la voce, perché io vedo che insomma sei molto preso da questa cosa ed è bellissimo. No, io veramente, Ivan, io secondo me, non so, io in te ho trovato una persona molto molto, ecco, ambiziosa come dici tu, ma nel senso che vuole essere creativa ma valida. Esatto. Secondo me anche i giovani dovrebbero cercare di essere così, perché essere ambiziosi è una cosa, però essere ambiziosi per fare qualcosa di valido è totalmente diverso, è una spinta in più, può essere una spinta in più anche, ecco, in questi momenti di crisi. Insomma, cercate di rivalutare anche voi stessi, ragazzi, come ha fatto Ivan, e cercate di buttarvi in cose nuove, perché è importante anche, ecco, magari riunirsi come fanno Ivan e i suoi collaboratori, i suoi amici, riunirsi insieme, fare una chiacchiera, un tè, un qualcos'altro, si ricama, si imparano cose nuove, giusto Ivan? Esatto Carmela. E poi un'ultima cosa che vorrei dire, che sì, a volte anche nei momenti più difficili per una persona che ha da superare, il mettersi in gioco, anche soltanto prendere un filo e vedere che da quel filo può nascere un qualcosa che tu hai creato, un qualcosa che sia bello, poco bello, meno bello, ma tu comunque crei qualcosa, può essere anche un potente antidepressivo e ti fa trovare tanta fiducia di nuovo in te stesso. È vero, secondo me è anche così, insomma. Giusto Andrea? Giustissimo, direi, è bellissimo quello che ha appena detto Ivan. Ivan, per restare informati sulle tue attività e poi anche magari per chiederti qualche informazione o anche per aggiungersi al vostro gruppo o magari fare anche qualche ordine, perché magari qualcuno potrebbe essere incuriosito anche dalle foto che vede sulla tua pagina su Facebook oppure sul tuo blog e magari chiederti anche come fare qualcosina. Ci puoi dare i contatti, come fare per seguirti e mettersi in contatto con te? Allora, per contattarmi dovete cercarmi su Facebook, il nome della mia pagina è Gli Intrecci di Ivan. Per contattare invece i gruppi della quale vi ho parlato prima durante l'intervista, uno è Magli Uomini che fanno la maglia, è sempre un gruppo di Facebook. E per quanto riguarda invece il chiacchierino, è quelli che adorano il chiacchierino. Perfetto, quindi adesso vado anch'io a cliccare mi piace sulla tua pagina, perché insomma, come ti dicevo prima, anche guardando le varie foto fate dei lavori veramente stupendi, e devo dire che grazie a te quest'oggi all'interno del nostro artigianato all'arrembaggio abbiamo scoperto non solo delle belle cose interessanti, non solo queste cose importanti che poi è bello anche da trasmettere al mondo dei giovani, ma abbiamo scoperto anche un po' di storia, e questa è veramente una cosa che ci ha fatto bene quest'oggi, vero Carmela? È vero, no, perché veramente del resto noi abbiamo realizzato questo programma Artigianato all'arrembaggio, per cui ringraziamo anche i ragazzi di artigianatoallarembaggio.com, proprio perché, insomma, per far sapere alla gente non solo che l'artigianato è vivo e vegeto, vero Ivan? Siamo vivissimi, riusciamo a fare tante cose. Siamo sempre prontissimi noi con la nostra creatività a combattere. Esatto, quindi non solo l'artigianato c'è, e non solo in Italia, quindi ragazzi l'Italia è presentissima, con tanti campi diversi per quanto riguarda l'artigianato. E non solo ci siamo, ma siamo anche molto combattivi, quindi ci acculturiamo, cerchiamo anche di trasmetterlo a voi, a tutti gli ascoltatori, proprio per far sapere che, ecco, la nostra è una tradizione molto molto lunga
ed è il caso di non dimenticarlo, perché potrebbe essere un qualcosa di positivo anche per le nuove generazioni, riuscire a tramandare queste cose, giusto Ivan? Esatto, soprattutto mai arrendersi anche quando magari qualcuno ci dice ma cosa fai a perdere tempo a fare queste cose? Ricordatevi sempre che sono cose che si fanno per se stessi oltre che per gli altri. È vero, perché bisogna anche star bene con se stessi, quindi anche facendo lavori manuali, anzi soprattutto facendo lavori manuali, ci si ricava, ecco, quel piccolo spazietto che può darti una marcia in più per andare avanti anche nei momenti più difficili. Bene, allora con questo noi salutiamo il nostro Ivan Lazzaretti e lo ringraziamo tantissimo per averci dato la sua testimonianza come artigiano del cucito, della maglia, del chiacchierino, di un po' di tutto. Ringrazio tantissimo voi. Lo ringraziamo tantissimo, ecco, e noi procediamo, ci sentiamo in prossima settimana con Artigianato all'Arrembaggio, giusto Andrew? Giustissimo, grazie Ivan. Ciao ragazzi, grazie. Ciao. Grazie Ivan. Intervista del giorno. www.containerradio.it. Beh, devo dire Carmela che abbiamo scoperto tante cose interessanti, anche importanti, non solo per quanto riguarda il lavoro manuale in questo caso, ma anche per quanto riguarda la storia all'interno dell'artigianato all'arrembaggio di questa sera, in questa puntata. Grazie a Ivan. È vero, abbiamo scoperto tante cose interessanti che i nostri ascoltatori potranno controllare anche sulle pagine Facebook e sul blog di Ivan, e guarda, sono cose che veramente ti spronano a fare qualcosa di più, che poi è l'intento del nostro programma, no? Assolutamente sì, l'intento di riportare in auge quello che è l'artigianato in Italia, soprattutto poi anche nel mondo giovanile, per far vedere che è ancora vivo, ragazzi, c'è ancora, ce ne sono tantissimi di artigiani, però nessuno lo sa, diciamo. Beh no, questo è bello, insomma, il nostro Noi è un viaggio. Abbiamo intervistato un artigiano, siamo andati insomma a trovarlo qualche tempo fa e ci ha detto: noi siamo tanti ma nessuno lo sa. È vero, effettivamente. È vero, assolutamente vero. Questo è il nostro viaggio in giro per le varie regioni d'Italia. Stavolta ci siamo fermati in Piemonte. Settimana prossima dove andremo invece, Carmela? Settimana prossima sorpresa. Vediamo. Io secondo me centro Italia. Ma noi oramai saltelliamo da una regione all'altra. È vero. Sì, anche secondo me centro Italia. Settimana prossima però sveleremo meglio quello che è l'arcano mistero. Intanto ringraziamo anche gli amici di artigianatoallarrembaggio.com che collaborano con noi per la realizzazione di questa trasmissione. L'appuntamento, ci sono tanti appuntamenti, questo lo dobbiamo dire all'interno del nostro palinsesto qui su Container Radio, anche con Artigianato all'Arrembaggio ci sono tante belle repliche, Carmela. È vero, ci sono tante repliche che voi potrete ascoltare durante la settimana, perché insomma noi diamo spazio anche a quelli che o sono collegati dall'estero e quindi hanno un fuso orario diverso, oppure ecco vogliono ascoltare con calma durante la settimana le nostre repliche. Assolutamente, allora do un po' di orari, li do io questa settimana. Si potrà riascoltare in replica questo programma venerdì alle 20, sabato mattina alle 7, sempre sabato alle 16, la domenica alle 23 e il lunedì in 2 orari alle 13 e poi anche alle 17. E naturalmente ricordiamo la nostra pagina poi dei podcast all'interno del sito di Container Radio, all'interno del sito artigianatoallarrembaggio.com e poi anche nel nostro canale YouTube. Insomma, ci siamo praticamente ovunque. Sì, ci siamo ovunque. Bene, e a questo punto siamo arrivati ai saluti anche per questa settimana. E, parlando di filati, c'è una canzone che insomma tutti noi sicuramente abbiamo canticchiato, bene o male. E la canticchiamo ancora. Anche più di una volta, è vero, la canticchiamo ancora. Stiamo parlando del mitico Rino Gaetano. Con Berta Filava. Con questo ci salutiamo. Questo noi ci sentiamo la prossima settimana. Vi diamo il saluto, la buona serata, il buon pomeriggio, il buongiorno. Sì, per chi ci ascolterà in replica. Esatto, in base poi anche ai vari fusi orari, perché poi ci sono amici che ci ascoltano da tutto il mondo anche durante le repliche, quindi grazie veramente a tutti, buona serata per gli amici
del martedì e grazie veramente a tutti. Ciao Carmela! Ciao Andrew! Container Radio.